Su quell'onda dove si vola, tra la scienza e la leggenda, del flamenco e della taranta, e fra l'algebra e la magia, la scia di quei marinai, quell'onda che non smette mai. Cambia completamente il nostro mare, questo è il nostro mare d'inverno. Cambiano le luci, i colori, i profumi, cambia la gente. Questo è uno degli ultimi angoli di paradiso probabilmente del nostro Mediterraneo. Siamo ancora in Sardegna, è uno dei gioielli più belli del Sulcis Iglesiente. Siamo a Portofino. Chilometri di spiagge incantate come questa che sta alle mie spalle, che l'estate si accendono dei colori più caldi, più dorati e l'inverno si trasformano così come le stiamo vedendo. Portofino dunque, uno dei tanti gioielli delle nostre coste italiane, coste a rischio di erosione, così come lo sono soprattutto queste spiagge della Sardegna di cui parleremo oggi. Buon sabato pomeriggio amici di Linea Blu. Un appuntamento con il mare d'inverno in una Sardegna comunque sempre incantata alla scoperta del mare degli antichi, alla scoperta di luoghi come questo, dove fino agli anni 60 non arrivavano le strade, non c'era acqua corrente né luce elettrica. Luoghi che hanno comunque fatto innamorare grandi mecenati inglesi e pubblicitari dei tempi nostri, alla scoperta di quella gente di mare che ancora vive di tutto quello che questo magnifico Mediterraneo riesce a offrire anche l'inverno. Restate con noi, ci vediamo fra pochissimo dopo la sigla. Tenente Colonnello Palmas, buongiorno. Grazie. Buongiorno. Di averci accolto. Siamo entrati nell'area del poligono di Teulada. Approfitto per ringraziare anche il comandante Chiappai che non è qui con noi. Il poligono è in attività in questo periodo dell'anno perché diciamo che si sospendono queste attività soprattutto nella parte a mare tra il 21 giugno e il 19 settembre. Esatto, 21 giugno, 21 settembre si ha la stasi estiva. Quindi in questo momento c'è attività. In questo momento c'è attività, c'è una grossa esercitazione, tra l'altro è l'esercitazione conclusiva di un periodo addestrativo della Brigata Garibaldi. Ci troviamo nel territorio del comune di Teulada, per la precisione. Sì, esattamente. Queste sono le famose dune delle sabbie bianche. Potremmo definirle un monumento naturale in fondo, perché sono così straordinari anche per la loro genesi. Questi granelli di sabbia che vengono portati dal vento e poi fissati dalle radici di queste piante pioniere che appunto imbrigliano, imprigionano in qualche modo la sabbia, creando queste formazioni dunali così importanti, così uniche nel loro genere. Un paradiso naturale, un paradiso
che appunto per un periodo dell'anno è interessato da queste attività militari, da questa servitù militare, ma che recentemente ha aperto i suoi confini alla pubblica fruizione, quindi una coabitazione possibile, soprattutto alcuni tratti di spiaggia come questo dove ci troviamo. Infatti ci troviamo in un tratto di spiaggia che già quest'estate è stato concesso l'uso alla popolazione civile. Qualche limitazione naturalmente per fare il bagno con indicazioni che vanno appunto date dalla Capitaneria di Porto, ma tutto questo quindi è un mondo che in qualche modo ha riaperto un po' i confini.